Buongiorno, in diretta con Focus TG. A poche ore dalla tragedia dell'Ortles in Alto Adige, 5 sci alpinisti travolti da una valanga e ritrovati morti. Un altro dramma, si spera che non sia ancora un dramma, perché 2 alpinisti italiani risultano dispersi nel Nepal occidentale dopo essere rimasti intrappolati in una forte ondata di maltempo con nevicate in atto dal 28 ottobre. Si tratta del piemontese Alessandro Caputo e del cassolese Stefano Farronato, che dal 7 ottobre scorso, assieme ad un terzo alpinista, Walter Perlino, sono impegnati nella spedizione Pambari Q7, una scalata con gli sci in stile alpino e in autonomia del Pambari Himal, 6.983 metri, una montagna di quasi 7.000 metri alla soglia di quell'altitudine simbolica che segna l'ingresso tra le grandi vette himalayane. La conferma è arrivata dal Dipartimento del Turismo nepalese. I 2 alpinisti avevano ottenuto il permesso di arrampicata su questa montagna, che è raramente meta di scalate, si trova in un tratto accidentato del massiccio dell'Himalaya, dove spesso il clima è imprevedibile. Le condizioni meteorologiche, secondo le autorità locali, hanno peggiorato la visibilità e reso estremamente difficili le operazioni con gli elicotteri. Farronato, che vedete in queste immagini, è arboricoltore, appassionato di spedizioni in ambienti estremi. È la sua 18ª spedizione e si spera davvero che Farronato e l'altro alpinista possano essere ritrovati sani e salvi. Allora andiamo a Montegalda. C'è stata una raffica di furti in un'abitazione tra i cittadini, in abitazioni. Tra i cittadini c'è anche chi è stato visitato più volte dai ladri e esasperato ha messo un cartello in cui si rivolge ai ladri dicendo: qui non c'è più niente da rubare. Ce ne parla Daniele Garbin con il nostro operatore Simone Squarcina. Allarme e furti in provincia di Vicenza, si ripetono soprattutto a ridosso delle festività, furti nelle zone magari limitrofe, ai centri urbani, in campagna. In particolare lungo la Riviera Berica ci sono dei comuni che sono letteralmente battuti dai ladri. Uno di questi è Montegalda. Si registrano dei furti a ridosso nel quartiere sotto la chiesa e soprattutto nella frazione di Colzè. Noi abbiamo parlato con uno dei residenti esasperati proprio perché ritornano anche nel giro di poco tempo, come il signor Lorenzo Latenero, che ha scritto un biglietto proprio per avvertire i ladri davanti alla sua casa di non entrare perché sono già passati e la casa è vuota. Eppure, nonostante questo, sono tornati per la 3ª volta nel giro di un mese. Sentite. Ha rimesso il cartello? Sì, abbiamo rimesso il cartello perché per la 2ª o 3ª volta adesso, perché abbiamo 2 o 3 denunce. Questa è la scassatura della porta. Sono entrati, però non c'è più niente, non trovano più niente perché la casa è disabitata e non trovano più niente. Questa casa mia qua di proprietà del mio fratello, di genitori che sono mancati, sono già venuti 3 volte. Ci siamo decisi l'ultima volta a mettere il biglietto con scritto oro e soldi non ci sono più perché ci hanno portato via, quello che c'era ci hanno portato via, c'era poco o niente ma hanno preso così. La finiscono di rompere i vetri, scassare le porte perché tanto non c'è più niente, sperando che non ci vengano, però sicuramente ritorneranno. Sta succedendo un disastro in ultimo periodo, un disastro che non si può più nemmeno uscire dalla porta, non dal cancello, perché come siamo usciti dalla porta gli altri entrano da dietro praticamente, noi usciamo da davanti, gli altri entrano da dietro e questa è diventata veramente una vergogna perché a casa nostra non siamo più padroni di niente assolutamente, anche se uno non ha niente a casa, però intanto spaccano. Sulla casa nell'altra via erano in 4 mascherati con il cappuccio e però non sono riconoscibili. E la settimana scorsa sono venuti nell'ex scuola di Colzè, lì dove il condominio, l'appartamento sotto, dove c'è la pianta, quella lì alta, grande. Prima ci tengono d'occhio se usciamo dalle nostre abitazioni perché la persona che mi ha detto che sono usciti alle 7:30, alle 9 era già distrutto tutto. Secondo me loro ci tengono, ci guardano, ci tengono a vederci cosa facciamo, come usciamo, tafate. Il cartello a sto punto è anche una presa in giro, diciamo, perché dicono non ci crediamo. Quindi per la 3ª volta che entrano non ci crediamo questo che ha scritto ed è veramente una vergogna ormai. Tanta rabbia. Rabbia tantissima, ma veramente tanta.
Grazie a Daniele Garbini e a Simone Squarcino, ovviamente solidarietà a tutte queste famiglie così duramente colpite. Sono mesi che noi parliamo di un Veneto assediato dai ladri e spesso fanno scelte odiose questi ladri perché speculano sulle disgrazie. L'uomo che era morto nello scontro tra un SUV e un autobus carico di studenti a Piavon di Oderzo, la casa di quest'uomo è stata svaligiata dai ladri che hanno approfittato della sua morte. Indagini in corso per capire cosa siano riusciti i ladri a rubare nella villetta di Fregona. Hanno fatto irruzione nell'abitazione di Germano De Luca, l'anziano di Fregona, morto nel terribile schianto contro il bus a TVO mercoledì a Piavon di Oderzo. Ladri senza ritegno, quelli che hanno forzato la porta di casa dell'85enne ancora all'obitorio in attesa che venga dato il nulla osta per il funerale. Ad accorgersi dell'effrazione il nipote dell'anziano. Ieri mattina con mia sorella ci siamo recati presso l'abitazione di mio zio per cercare un vestito per il funerale. Come siamo arrivati sulla porta ho visto subito che era stata forzata. Impossibile non accorgersi dell'effrazione, anche perché proprio il nipote, dopo la notizia della morte dello zio, era andato a chiudere la casa. L'uomo ha quindi chiamato i carabinieri di Vittorio Veneto. Siamo entrati con loro, accendendo le luci dell'abitazione. Abbiamo visto che i ladri, chiunque fosse entrato, aveva rovistato nei cassetti dappertutto, dietro i mobili, dietro i divani, cercando dei valori. Dubito che mio zio avesse dei valori in casa ed è impossibile quantificare cosa avessero portato via. Anche il sindaco di Fregona, Giacomo De Luca, amministratore di sostegno dell'anziano, si recherà nell'abitazione nelle prossime ore per cercare di capire se e cosa possa essere stato rubato. Molto improbabile che chi si è introdotto nella casa non fosse a conoscenza di quanto accaduto all'85enne e verosimilmente pensava di trovare del denaro o dei preziosi nascosti. Quasi impossibile che nessuno sappia che mio zio è morto, visto l'esposizione mediatica anche a livello nazionale che hanno dato a questo fatto. Un episodio che lascia sgomenti i familiari di Germano De Luca, come l'intera comunità di Fregona, già colpita da quanto accaduto all'anziano. Ognuno ha una propria coscienza. Servizio di Marta Marangona, adesso andiamo a Villanova di Campo San Piero, altre 8 abitazioni svaligiate nel fine settimana. Valentina Visettini. Sì, buongiorno da Villanova di Campo San Piero. Siamo in via Cavin del Do, qui a Villanova di Campo San Piero, la via più battuta dai ladri nella fine settimana. Siamo a casa del signor Moreno, che purtroppo è stato una delle vittime dei ladri che si sono concentrati in questa zona e anche nella vicina frazione di Murelle. Case che vengono svaligiate in pochi minuti, proprio come è accaduto al signor Moreno, che quando è tornato a casa, avvisato dalla sorella, ha trovato il disastro. Disastro proprio. Cose che non vorrei che capitassero ancora, però vedo che tutti i giorni succedono. Carabinieri fanno il loro lavoro, però dopo la legge premia chi viene per le case a fare. Ecco, in pochi minuti vi hanno messo a soqquadro quante stanze? 3 stanze, probabilmente non trovando quello che cercavano si sono diretti da mia sorella. Quando che mia sorella mi aveva chiamato è perché si li ha trovati di fronte, allora da là sono fuggiti, se no continuavano a fare il disastro. C'è anche la preoccupazione non solo di trovare le case svaligiate, ma anche di trovarseli davanti e magari di subire anche delle conseguenze peggiori. Che è il peggio, trovarli proprio davanti, proprio il peggio. Secondo me resti freddo, basta, non hai nessuna reazione. Tante case, tanti vicini di casa che come lei sono stati derubati in questi giorni. In questi giorni qua sì, hanno fatto proprio man bassa di diverse case, perché quando sono andato a fare la denuncia dei carabinieri a Pionca ci siamo trovati un gruppetto che ci conoscevamo tutti.
Grazie al signor Moreno, che sta ancora sistemando all'interno della casa i danni che hanno provocato i ladri, che appunto dicevamo hanno visitato 8 abitazioni solo qui in questa via e nella vicina via 25 aprile, qui a Villanova di Campo San Piero, questo comune dell'Alta Padovana, ma non solo, ladri anche a Teolo nel Padovano nel fine settimana. È il periodo che lo consente spesso perché si viene buio presto la sera, però insomma tra i cittadini c'è preoccupazione. Da Villanova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie molte a Valentina Visentini e a Sandro Ponchio. Prima o poi ci scapperà un ferito, peggio ancora un morto, se si va avanti così. Poi è inutile fare le sfilate, mandare i palloncini per aria, gli applausi davanti alle chiese. E sarà inutile anche recriminare sul fatto che qualcuno si è difeso così superando, diciamo, i limiti della legittima difesa. Andiamo avanti così e andremo verso il peggio. Anche nella Marca trevigiana, ladri scatenati durante la notte di Halloween ne hanno approfittato per fare le loro razzie. Hanno puntato su Halloween i ladri in azione la notte di Tutti i Santi nella Marca. Hanno atteso che le famiglie uscissero all'imbrunire per il tradizionale dolcetto o scherzetto per introdursi nelle loro abitazioni, come in via Caldibreda nella casa di Cristina Tronchin. Verso le 7:25, 7:30 siamo uscite di casa con mio figlio e mio ex marito e dopo siamo stati fuori 3/4 d'ora neanche, e quando sono rientrata alle 8:20 ho scoperto che i ladri avevano tentato di entrare e quindi hanno spaccato gli scuri e la finestra, però fortunatamente è scattato l'allarme e quindi non sono riusciti a entrare in casa, sono scappati. Ladri professionisti, visto che Cristina aveva notato un'autoferma alla sua uscita, in un punto dove si vede poco e soprattutto dove c'è un passaggio a livello chiuso da tempo. Probabilmente pianificavano il colpo che hanno tentato di mettere a segno da questa strada al di là della ferrovia per poi scavalcare la recinzione. La salvezza è stata l'allarme e adesso stiamo cercando anche di prendere ulteriori provvedimenti per tutelarci, perché la nostra è una strada chiusa, ci sono circa una ventina di case su questo tratto, dall'altra parte ce ne sono un po' di più, non ci sono telecamere, quindi probabilmente faremo anche un'azione per chiedere all'amministrazione comunale di installare delle videocamere nella zona qui di Santa Maria del Rovere, via Ghirlanda, via Caldibreda, Quette. Danni considerevoli al balcone e alla finestra, ma quello che stupisce Cristina è la forza che hanno messo i ladri per scassinare l'infisso. Hanno divelto, faccio vedere, la barra d'acciaio della protezione senza neanche smuovere la chiave, la vite di sicurezza, per cui hanno fatto questo e poi hanno rotto la finestra in più punti, fortunatamente è una finestra rinforzata e c'è il sensore sulla finestra d'allarme. Ma questo non è stato l'unico episodio della notte di Ognissanti. Più o meno nello stesso orario ladri in azione a Pero di Breda, in questa casa di Vicolo Marche. Qui i proprietari hanno visto con la videosorveglianza a distanza l'arrivo dei malviventi e hanno subito attivato il controllo di vicinato che probabilmente li ha messi in fuga, dopo purtroppo comunque aver messo sottosopra parte dell'abitazione. In questo caso, da parte dei carabinieri e della polizia locale, è scattato subito un dispositivo di controllo sulle strade principali, mentre i ladri sarebbero poi stati avvistati tra le campagne di via Tito Sperti a Cavrie. Servizio di Lucio Zanato, oggi in regia Francesco Cerone e Andrea Basso. Adesso andiamo a Tombolo, dove a causa del crollo di una casa la viabilità subisce dei grossi problemi. Andiamo da Marta Zatt e da Edoardo Paris per la parte tecnica. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo davanti alla casa che è caduta nel weekend, dove appunto dietro le nostre spalle ci sono ancora i detriti sulla strada, in realtà molto pericolosi, perché poteva passare una persona, una macchina, insomma ci sarebbero state conseguenze gravi. La casa in realtà è disabitata da tempo. Qui con me il sindaco di Tombolo, Luca Frasson. Sindaco, appunto l'abbiamo detto, una casa disabitata, ora quale sarà il prossimo passo?
Passo. Sì, buongiorno a tutti. Purtroppo sabato sera si è verificato il crollo che avete visto della parte superiore della casa, un'abitazione tra l'altro su cui erano già state emesse delle ordinanze negli anni passati durante la precedente amministrazione, di cui comunque facevo parte, ordinanze a cui i privati non hanno dato seguito. Purtroppo la situazione è una di quelle situazioni un po' difficili da gestire, perché il precedente proprietario è defunto, gli eredi hanno rinunciato all'eredità, 3 volte all'asta andata deserta, quindi anche i creditori hanno smesso di chiedere e come sempre il cittadino se la prende con il sindaco che deve mettere le pezze a tutte queste situazioni, pensando che a volte i privati e i cittadini si debbano sottrarre da queste cose, quando invece la responsabilità, mi dispiace dirlo, ma non è sempre solo del sindaco, ma è di tutti noi. Io non ci dormo la notte per queste situazioni, non è l'unica, nei nostri paesi abbiamo molte case disabitate in queste condizioni e bisogna che tutti si rendano conto che in casi come questi, se ci scappa il ferito o peggio ancora il morto, la responsabilità della sicurezza è in capo al sindaco. Quali saranno i prossimi passi? I prossimi passi sono quelli di verificare, già in mattinata abbiamo cominciato di verificare chi ha la responsabilità di mettere in pristino, adesso ripristinare la sicurezza, e credo toccherà al comune, perché la situazione ve l'ho già dipinta a grandi linee. Non è facile, perché distogliere soldi della comunità per mettere le mani a situazioni come queste, invece di costruire dobbiamo demolire, nel vero senso della parola. Anche perché, sindaco, questa è una strada molto trafficata. Questa è una strada trafficata e anche qui non si sprecano le lamentele. Purtroppo quando succedono dei crolli, nel caso il crollo del sottopasso di San Martino di Lupari, ormai famoso, vige il principio di sussidiarietà e quindi siamo stati sostanzialmente costretti a concedere in un senso il passaggio dei mezzi pesanti. Poi ci sono state delle ordinanze con le quali il sottoscritto aveva vietato totalmente il passaggio, ma a fronte di questo rimpallo di responsabilità e di divieti di passaggio, la decisione finale l'ha presa la provincia assieme al prefetto, i quali hanno imposto, fino al ripristino del famoso sottopasso, imposto la possibilità di passaggio dei mezzi pesanti. Quindi anche noi dobbiamo discutere con gli enti che stanno sopra di noi, sopra il comune, gli enti sovraordinati, i quali possono decidere in questi casi di salvare le attività economiche, salvare i lavoratori, salvare le aziende, facendo passare camion e mezzi pesanti in viabilità che sicuramente non hanno le caratteristiche idonee per supportare un traffico come questo. C'è da dire comunque che il crollo, anche qui si sprecano commenti, non è sicuramente dovuto al passaggio dei mezzi pesanti, anche perché siamo nella zona in cui i veicoli vanno a passo d'uomo, proprio in adiacenza della rotatoria, edificio che è disabitato da tempo, ammalorato da tempo, e adesso si vedrà come proseguire. Ecco, da Tombolo per il momento è tutto. Noi ovviamente vi terremo aggiornati sulla situazione della viabilità di questo tratto. Per il momento è tutto, a lei la linea. Grazie molte ai nostri colleghi. Adesso andiamo a Treviso, perché c'è, come in tante altre città, un problema di sicurezza che vede soprattutto dei giovani che vengono denunciati per vari reati, e giovani che poi purtroppo se la prendono anche con i conducenti degli autobus. Andiamo in diretta da Christian Arboit e da Tommaso Migot. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Tommaso Migot. Siamo in via Castellana, siamo all'esterno dei magazzini della MOM, Mobilità di Marca, il trasporto pubblico locale, spesso nel mirino dei baby vandali, dei bulli. Oggi partiamo da qui perché c'è una classifica, che è la classifica quella tradizionale del Sole 24 Ore sulla sicurezza delle città e delle province italiane. La Marca trevigiana tutto sommato è tranquilla, però balza agli occhi un dato per certi versi eclatante. È la prima provincia in Italia per incremento del numero di minorenni denunciati, il doppio della media nazionale. Vi do proprio i numeri e partiamo da questi: 9.120 le persone
persone denunciate e arrestate nella provincia di Treviso nel corso del 2024, il 9,5%, 1 su 10 di fatto, è un minore. La media nazionale è del 5%. Per parlare di questo siamo qui con Paolo Minet, che è segretario della Faisa Cisal per la provincia di Treviso. Lei, Minet, conosce molto bene chiaramente i pullman, i bus. Più volte con lei abbiamo lanciato degli allarmi specifici e lei adesso fotografa un fenomeno sempre più preciso, quello dei minorenni armati sui pullman. Sì, è un fenomeno che sta crescendo sempre di più, è una situazione che non si sta arrestando, anzi si sta aumentando sempre di più questa cosa. Non siamo per niente tranquilli anche come dipendenti del trasporto pubblico locale, perché c'è una situazione molto pesante, diciamo, e la si percepisce perché ultimamente negli ultimi mesi si vedono persone, o si vedono o meno, però si vedono persone comunque che possono avere un'arma bianca in tasca. Queste cose non fanno piacere sentire, che ci sono ragazzini di 15-16 anni con un'arma bianca magari al seguito. Parliamo di coltelli, coltellini, coltelli a serramanico, insomma non parliamo di armi da fuoco. Comunque il fenomeno è assolutamente inquietante. Non solo, lei registra un altro fenomeno, quello dei furti. Sempre più furti, piccoli, furtarelli, ma che hanno degli oggetti ben specifici. Oggetti di marca, felpe, scarpe e quant'altro. Tra l'altro proprio la scorsa settimana sulla linea direttore tra Riese e Castelfranco 2 baby bulli hanno rapinato uno studente universitario, gli hanno proprio tolto di dosso le scarpe di marca. Anche questo è un fenomeno, Minet. Sì, questo è un volere il capo di marca, oppure comunque è un volere più di apparire agli occhi dei loro coetanei, e quindi ci sono questi piccoli furtarelli. Gli autori sono i cosiddetti maranza. Sì, la maggior parte, forse il 90% sono loro. È che purtroppo loro si sentono anche che non possono fare queste cose perché sono impuniti, non vengono tanto seguiti sia dai genitori o chi ne fa appunto i tutori, e quindi è una situazione un po' pesante. L'unica cosa che mi posso dire è che appunto la cosa che mi fa piacere che questo dato sia molto alto vuol dire che nelle nostre città, nella nostra provincia in particolare, vengono denunciati questi piccoli accaduti. Quindi lei lo legge anche così, sono aumentati gli episodi con protagonisti minori, ma sono aumentate anche le denunce. Ultimissimo tema, ne abbiamo parlato poco fa, lei chiede sanzioni per i genitori, visto che questi ragazzini non si possono fermare. Sì, visto un po' l'impunità che hanno, che si percepisce più che altro anche a livello appunto di istituzioni, questi ragazzini si sentono in dovere, la volontà di poter fare queste cose, e quindi non fanno niente di eclatante. Quindi alla fine sarebbe da sanzionare o i genitori o chi ne fa le veci con una sanzione amministrativa pecuniaria, in modo da poter pesare sul portafoglio di queste persone. Forse. Questo sarebbe l'effetto deterrente principale. Lei dice: grazie Paolo Minet della Faisa Cisal. Per il momento da Via Castellana è tutto. Questa è una fotografia quindi precisa di un fenomeno crescente, che adesso è anche certificato da questa classifica della Sole 24 Ore, che sicuramente nelle prossime ore continuerà a far discutere una città che comunque, una città e una provincia, è nel mirino delle baby gang e della violenza di tipo giovanile. Per il momento è tutto. Con Tommaso Migot, direttore, ti restituisco la linea. Grazie a Christian Arboit. Vediamo una notizia dalla prima pagina del giornale di Vicenza. Da Cassola, madre e figlio muoiono a 4 giorni di distanza. Malato da tempo, Giovanni Marco D'Antonio, 51 anni, è mancato venerdì. La mamma Angela, di 84, vedova, era deceduta martedì.
C'è stato uno schianto, passiamo agli incidenti stradali, uno schianto contro il casello della Pedemontana a Spresiano, ferito l'automobilista, poi c'è stata anche un'altra fuoriuscita autonoma, questa volta a Volpago del Montello, ferito un 23enne. L'impatto violento contro il casello della superstrada Veneta Pedemontana. L'incidente è avvenuto alle prime luci dell'alba a Spresiano. Sul posto sono arrivate subito le squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Montebelluna con il supporto del personale sanitario del SUAM 118. L'uomo, che era rimasto incastrato tra le lamiere, è stato liberato e portato in ospedale dagli uomini del soccorso. L'automobilista ferito non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Un altro sinistro, sempre una fuoriuscita autonoma, si è verificato in via Schiavonesca Nuova, a Volpago del Montello, intorno alle 5 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna, che hanno prestato soccorso a uno degli occupanti, un 23enne è rimasto intrappolato all'interno. Il giovane, cosciente, una volta liberato, è stato affidato al personale del SUAM per le cure del caso. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri. Servizio di Daniela Sizzia. Adesso andiamo a Mestre perché c'è lo spopolamento di Venezia, sempre meno residenti. Venezia è da tempo scesa sotto la fatidica quota dei 50.000. Andiamo in diretta da Anna Maria Parisi. A te, Anna. Sì, eccoci, ciao direttore. Venezia si spopola sempre più registrando un meno 13% di residenti, terraferma compresa negli ultimi 10 anni, dal 2011 al 2020 e anche fino ad oggi. A dirlo un'indagine condotta dall'Istituto di Architettura di Venezia, lo IUAV, per conto del progetto PRIN finanziato dal Ministero dell'Istruzione. Ed ora si cerca di porre rimedio a questa problematica sorta a causa dell'overtourism, cioè troppi turisti, con un'iniziativa che vede in prima linea l'Università Ca' Foscari. Per questo noi abbiamo uno degli studenti di Ca' Foscari, Riccardo Giglioli, presidente di Polis Venezia, in sinergia con il sindacato della CISL Venezia, che ci sta ospitando nel corso di questa diretta con Simone Merlo per la parte tecnica. Dunque, che cosa vede Riccardo questo progetto come iniziativa che parte da una piattaforma? Sì, allora lo spopolamento è un po' la cartina al tornasole dell'attrattività del territorio, attrattività che Venezia sta perdendo, e a questa perdita di attrattività Polis cerca di rispondere implementando progetti ad alto impatto sociale. Questo progetto è un progetto di housing sociale, quindi coabitazione tra studenti e pensionati, o comunque tra chi viene in città per studiare e chi ha a disposizione stanze o alloggi nella propria abitazione che può concedere in affitto ad un prezzo calmierato, non di mercato. Questo risponde all'esigenza, questo risponde alla crisi abitativa che colpisce specialmente la comunità accademica di studenti e ricercatori che si trasferiscono in città, ma genera anche valore sociale, perché così si colma quello iato tra comunità studentesca e comunità residente, si crea un dialogo intergenerazionale, si creano dei legami che incentivano gli studenti a rimanere in città dopo la fine degli studi. Venezia, le università non sono, diciamolo, brave a trattenere gli studenti dopo la fine del percorso accademico. Noi, attraverso i legami e attraverso la concretezza di avere un alloggio, una casa, diamo il nostro contributo per invertire questa rotta. Ecco, quindi in sintesi come funziona, direttore? Sì, nella piattaforma vengono caricate le stanze disponibili nel contesto del co-housing sociale o gli alloggi disponibili nel contesto delle locazioni sociali. Si diceva che viene privilegiata molto la formula del co-housing perché i ragazzi potrebbero stare in compagnia degli anziani o semplicemente delle persone che hanno smesso di lavorare, non per forza anziani. Quindi il
futuro che si raffronta con l'esperienza. Esatto, perché si crea un legame attraverso la convivenza nella stessa abitazione tra, diciamo, due utilizzatori della città che condividono anche un'incertezza, no, sul futuro, perché i giovani, parlo anche per quanto riguarda la mia esperienza, sono incerti sul futuro, un'incertezza dovuta a un mondo del lavoro in continuo cambiamento. Gli anziani invece, o comunque chi non più lavora, ha bisogno di un punto di vista sulle realtà nuovo, più genuino, più aperto a nuove prospettive, e così si fanno comunicare queste due esigenze e si crea un impatto sociale concreto. Grazie a Riccardo Giglioli, del presidente di Polis Venezia, K. Foscari. Naturalmente questa sera, direttore, forniremo anche nel particolare come avviene il contatto tramite questa piattaforma. Per il momento da Mestre è tutto, dalla sede CISL di via Camarcello. Ti restituisco la linea con le immagini di Simone Merlo. Grazie a Anna Maria Parisi e al nostro tecnico Simone Merlo. Tra l'altro la patria, il regno del co-housing tra studenti e Londra, no? Anche i ragazzi italiani si mettono assieme, vanno a vivere assieme, magari in 10 in un appartamento, no, ovviamente non piccolissimo, e si dividono le spese. L'unica maniera per trovare una casa e sopravvivere nella capitale inglese. Intanto centinaia di ragazzini padovani sono stati truffati, sembra da un loro coetaneo, per una festa di Halloween inesistente, e i loro genitori si sono rivolti ad un avvocato. L'organizzatore sarebbe un minorenne. Doveva essere una festa di Halloween da brivido per centinaia di ragazzini padovani di 14, 15 e 16 anni contattati attraverso una chat WhatsApp che prometteva un party nelle campagne di Ponte San Nicolò. Ma di terrificante c'è stata solo l'organizzazione, che all'ultimo minuto, dopo aver raccolto le quote di partecipazione, ha cancellato l'evento senza restituire il denaro. L'amministratore della chat e presunto organizzatore è un giovane pakistano, sembra anche lui minorenne, che si è giustificato con un messaggio, ma dei soldi versati nessuna traccia. Quote che vanno da un minimo di 20 euro ad un massimo di 35 euro che gli organizzatori si erano fatti consegnare da un centinaio di ragazzini padovani, dando appuntamento in zona Duomo. La denuncia di molti genitori dei minorenni che si sono rivolti ad un legale, l'avvocato Michele Sgarbossa. Ad oggi non abbiamo ancora capito se ci sia stato un raggiro. La cosa certa è che sono stati raccolti dei soldi per fare una festa in un luogo che poi è risultato essere un campo, via Palestro di Ponte San Nicolò, e diciamo che all'ultimo, qualche ora prima che iniziasse la festa, è stata data comunicazione nella chat che era stata creata, che conta più di 1000 persone, che girava tra i ragazzi, che la festa non si sarebbe fatta perché i carabinieri l'avevano fermata. Quindi è ovvio che, sarebbe stato opportuno la restituzione dei soldi, che invece le voci poi che circolano di corridoio sono varie, che sono state date a qualcuno che si è portato via i soldi. Una presunta truffa, visto che dei soldi consegnati non c'è traccia. Molti sono stati raccolti da alcuni minorenni e poi consegnati all'organizzatore, che per giustificarsi ha mostrato nella chat anche il presunto contratto di affitto della location, un campo agricolo a Ponte San Nicolò. La festa inoltre prometteva free drink, anche se per legge è vietato servire alcolici a minorenni. Tutti aspetti su cui ora si dovrà far chiarezza. L'organizzatore sembra essere anche lui minorenne, ma sempre nella chat chiamata Time Out Events 2.0 promette un nuovo evento per chi aveva pagato la quota di partecipazione. Servizio di Valentina Visentin, dolcetto o scherzetto, ma anche atti di vandalismo nella notte di Halloween. È successo a Roncade e a Morgano. Chiedo gentilmente la collaborazione a voi tutti i genitori di San Cipriano e Roncade, che se a casa vi avanza uno specchio rosso tipo quello della foto, il fratello gemello scampato dalle malefatte di ragazzini annoiati, lo possono restituire anche in anonimato in via Marconi. Trovate il fratello specchio che piange la scomparsa del gemello. Un post ironico sì, ma che racchiude l'amarezza di un atto vandalico che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità di chi attraversa ora quella zona. Lei quando è che si è accorta che quello specchio mancava?
Il 1° novembre alla mattina, che mio marito praticamente è andato a trovare mia suocera e giustamente serve per la visuale, e ha detto manca uno specchio, poi l'altro specchio che è il gemello era completamente girato, quindi praticamente lì c'è stata il gioco tra ragazzi, il gioco, dico quello che è, insomma, la bravata di averli voluti, uno portarlo via, romperlo, e l'altro si vede che non riuscivano a toglierlo e l'hanno girato. L'importante, ci spiega Claudia Dalbò, è che venga riconsegnato. In 17 anni che questo specchio è lì, mai nessuno aveva pensato di sradicarlo. A terra i frammenti dello specchio ed una parte del supporto. Ci vorrebbe, per chi ha fatto questo atto, una tirata d'orecchie, termina Claudia. Ma se non cade accaduto questo, non è andata meglio a Morgano. Il nostro comune è stato purtroppo teatro di alcuni episodi di vandalismo compiuti da un gruppo di ragazzi. Sono stati incendiati i bidoni dei rifiuti, rovesciati i cartelloni elettorali, imbrattate alcune strade e vuotati estintori in strada, spiega il sindaco Nicola Lazzaro. Non condividiamo queste immagini per puntare il dito contro qualcuno, ma per rinvitare tutti, giovani e adulti, ad una riflessione. Ovviamente su questi atti sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine e chi ha sbagliato e si è divertito ora dovrà pagare. Come genitore prima, ancora che come sindaco, termina il primo cittadino, sento la responsabilità di ricordare che l'educazione e il senso civico nascono in famiglia. Vediamo i titoli dell'Arena, il quotidiano di Verona, assassinata dal compagno a Castelnuovo del Garda, aperta una raccolta fondi per aiutare la madre di Jessica. Tamponamento tra mezzi pesanti in A4, traffico in tilt per ore tra Verona Sud e Verona Est in direzione Milano. Verso le elezioni regionali, le sfide dell'ambiente in Veneto, Manildo, piano green per le imprese, Stefani, aiuti a rigenerazioni urbane. E poi, guarda caso, cresce l'allarme per i furti in abitazione, Verona è al 5° posto in Italia. Torniamo a Treviso in via Cal di Breda, perché nel pomeriggio di oggi i residenti lungo quel punto della ferrovia Treviso-Udine hanno sorpreso 2 sedicenni distesi sui binari. È stata Cristina Tronchin la prima a notarli, 2 minorenni distesi sui binari della tratta Venezia-Udine giusto all'altezza della sua abitazione di via Cal di Breda a Treviso. 2 presenze seminascoste dalle rotaie, ma visto quanto accaduto la notte scorsa, che non sono passate inosservate a chi stava provvedendo a rimettere a posto la recinzione diventa dai ladri. Con lei altri vicini che hanno subito allertato la questura, che ha provveduto a verificare non transitassero treni in quei momenti. E mentre stava arrivando una volante e i residenti verificavano che i giovani non fuggissero lungo i binari, Cristina ha anche chiesto ad uno dei 2 un numero per avvisare i genitori, ottenendo però solo un no seguito da una sfilza di male parole. Pochi minuti dopo gli agenti della questura hanno preso in custodia i 2 sedicenni che avrebbero giustificato il gesto dicendo che semplicemente volevano sentire direttamente dalle rotaie la vibrazione dell'arrivo di un treno in corsa. Servizio di Lucio Zannato, diamo un'occhiata anche al Corriere della Sera, che ci sono notizie appena pubblicate. A Roma è crollata una parte della Torre dei Conti, largo Corrado Ricci, proprio nel centro, è un'ultima ora, persone bloccate sotto le macerie. A Milano 43enne accoltellata alla schiena in piazza Gaia Aulenti mentre va al lavoro, la lama da 30 cm, il marito accorso in bici, un episodio per ora inspiegabile. E poi tremendo questo fatto a Torino, 15enne invalido ostaggio di una baby gang. Chi sono i 3 minori che lo hanno torturato? C'è anche una ragazzina. Non so, non c'è limite al peggio. E sul bullismo vediamo a Montebelluna la ricetta contro i bulli, che passa dalla tavola con un piatto di polpette e un aperitivo, un invito semplice ma sincero rivolto ai giovani in un periodo in cui gli episodi di bullismo in città si fanno sempre più frequenti. Poi oltre alle polpette serve anche dell'altro, perché non è che si ottenga più di tanto con polpette e aperitivo. Vediamo. Venite qui, frequentiamoci, perché stare in pace e in amicizia con tutti è molto meglio che fare i bulli e rovinare la vita agli altri. Una polpetta contro il bullismo potrebbe essere la ricetta vincente per contrastare un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani. Siamo una quindicina di amici che ci troviamo tutti i giorni al caffè e
tutti professionisti che nella loro vita hanno già dato molto nelle loro attività, e adesso ci divertiamo con un po' di goliardia come questa di oggi, ma discutiamo anche di argomenti sociali, politici, musicali, di arte, ci confrontiamo un po' su tutto. Ragazzi e ragazze sono invitati a partecipare a questa sorta di caffè letterario contemporaneo, dove il cibo diventa pretesto per parlare, confrontarsi e ascoltarsi. Un'occasione anche per imparare a comunicare davvero con loro, al di là dei social e delle distanze generazionali. Piuttosto che colpevolizzare o dare delle responsabilità a qualcuno, è quello di dire invitarli a essere più partecipi, più divertiti, più condivisibili, e trovare nel modo di vivere altre cose che sono le più semplici, la polpetta. Accompagnata da un bicchiere di vino rosso e chiacchiere sincere, un modo semplice e genuino di passare il tempo. Forse è questo che spesso manca agli adolescenti d'oggi, soprattutto alla luce dei fatti di cronaca degli ultimi tempi. Vogliamo dire ai giovani, studiate che la cultura vi farà sempre bene per tutta la vita. Avvicinatevi al sociale perché vi può solo far bene, perché c'è sempre qualcuno che sta peggio di voi. Divertitevi perché è il vostro dovere e compito, e non entrate nel tunnel della droga, dei coltelli, perché devastate la vita a voi e ai vostri genitori. Morale, mangiatevi una polpetta che basta una mano. Se invece di andare a fare i bulli invece mangiare una polpetta, sarebbe molto meglio. L'ex prefetto di Padova, Francesco Messina, sarà davanti al giudice al GUP il prossimo 14 novembre per decidere del suo rinvio a giudizio. Intanto ha risarcito lo Stato con più di 6.000 euro per viaggi privati, per uso privato, sull'auto blu. La decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio del GUP di Padova, Laura Alcaro, è prevista per il 14 novembre prossimo per l'ex prefetto di Padova, Francesco Messina. Lui però, di concerto con il suo avvocato Alberto Berardi, ha risarcito lo Stato con 6.600 euro l'ammontare del danno erariale per l'uso improprio dell'auto blu contestato nell'indagine per peculato chiusa dal sostituto procuratore Benedetto Roberti. L'ex prefetto, difeso dall'avvocato Berardi, è accusato per il presunto danno erariale provocato allo Stato con una serie di viaggi, 53, con l'auto blu utilizzata per finalità private non riconducibili al suo ruolo dirigenziale nell'amministrazione pubblica. Messina ha fatto sapere che la restituzione non è un'ammissione di responsabilità, ma è, al contrario, motivato dal suo alto senso delle istituzioni. Servizio di Francesco Ratai. Adesso vediamo la prima pagina del Mattino. La crisi del commercio di lusso a Padova, Galleria Borromeo si svuota, ha chiuso anche la Coupole. E poi, tanto per cambiare, cassaforte sventrata nella villetta di un imprenditore a Vigonza, sono spariti tutti i gioielli. Sporcizia e rifiuti nell'area parcheggio a pochi passi dalla zona commerciale di Treviso Sud. L'ultima segnalazione preoccupa i residenti: uno scatolone pieno di pile scariche abbandonato sull'asfalto. Hai visto cosa c'è? Sì. Hai visto le pile là in fondo? Quello mi preoccupa molto. Non vogliono rassegnarsi i residenti. Non vogliono accettare che l'area sia stata lasciata nel degrado. Sporcizia ovunque, rifiuti abbandonati e resti di confezione di cibo sparse qua e là. E poi l'ultima scoperta, uno scatolone pieno di pile esauste rovesciato sull'asfalto. Sono venuto casualmente da queste parti con il cane per fargli 2 passi e ho visto questo disagio ambientale, insomma, e dopo, facendo altri 2 passi col cane, ho trovato tutta questa cosa di pile esauste, insomma. Questo signore che le ha buttate lì aveva fatto 99, poteva fare 100, le poteva portare direttamente al posto stabilito. C'è chi viene qui per fare una passeggiata o per portare a spasso il cane, ma è impossibile non notare quella discarica di pile che qualcuno ha ben pensato di lasciare in mezzo alla strada. Penso che sarà anche un quintale e mezzo di pile, insomma. Penso che ci siano voluti degli anni per raggruppare tutte quelle pile, e dopo
ci sono i centri, non vedo il motivo perché le abbia portate qua. Un vero peccato, la zona è ampia e spaziosa, ma completamente trascurata. Ho detto la prima pattuglia che vedo, perché a volte capita che trovi pattuglie di qua, o carabinieri o altro, ho detto li fermo e li faccio vedere perché quello è un degrado pericoloso per l'ambiente, le pile proprio non vanno bene. Sarà un grosso problema pulire tutto questo spazio, insomma, e anche un costo non indifferente. Il Presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno lancia un grido d'allarme. Le aziende del territorio sono poco coinvolte, anche dal punto di vista dello sponsorship, nelle Olimpiadi di Milano Cortina e si guarda già ai nuovi mercati e sentiamo Elena Dal Forno. Mentre il mondo attende con trepidazione le Olimpiadi di Milano Cortina, il presidente della Camera di Commercio Treviso Belluno lancia una nota dolens, come l'ha definita lui. Le aziende del territorio non sono state abbastanza coinvolte e non rispondono come ci si attendeva, anche se ancora manca qualche mese, le cose possono sempre cambiare. Vedremo alla fine quali saranno i risultati. Certamente c'è una nota dolens che le aziende del territorio sono state poco coinvolte nella promozione. Ha messo troppi paletti per un territorio che è fatto di piccole e medie imprese, primo elemento. L'altro, ci aspettiamo in un secondo tempo un rientro perché c'è una visibilità a livello mondiale e di conseguenza un aumento del turismo, un aumento di quello che può essere non solo il turismo della bellezza delle nostre montagne o ville, ma anche della bellezza delle nostre imprese, il turismo industriale. Troppi paletti d'ingresso per un territorio che si fonda su aziende nate spesso da piccole imprese di genio e manifattura e che si sono trasformate col tempo paladine del Made in Italy nel mondo. Qui abbiamo le eccellenze con lo sport system e con l'occhialeria e questo verrà messo a frutto anche nei prossimi impegni che come Camera di Commercio faremo con i vari seminari, con i vari format che stiamo mettendo in campo. Ma la Camera di Commercio non resta ferma. Dopo aver concluso il forum Pimes nei giorni scorsi si guarda già al prossimo progetto. Il forum Pimes è andato bene, i B2B che ci sono stati hanno dato risultati positivi, già qualcuno ha firmato qualche contratto, le visite aziendali anche, e adesso stiamo lavorando per un foro che riguarderà i paesi del sud-est asiatico, quindi America Latina che ha una potenzialità col Mercosur, con l'italianità e gli oltre 800 milioni di abitanti, e il sud-est asiatico perché lì abbiamo India, Cina, solo lì ci sono 3 miliardi di persone ma ci sono tanti altri paesi e Singapore, quell'area lì è un hub per portare di là il Made in Italy che è molto apprezzato e quindi in tarda primavera faremo questi B2B. Ne abbiamo poi fatto 2 missioni, una a New York e una a Singapore, nei prossimi giorni sarò a Montreal e per fine mese di nuovo in Centro America. Il servizio era di Marta Marangon. Vediamo la questione delle professioni dei giovani e il lavoro. Sta cercando di capire quali sono gli orientamenti dei ragazzi oggi, la CNA di Treviso. È vero che i giovani di oggi hanno meno voglia di lavorare? Di questo si è discusso al Museo di Santa Caterina durante l'incontro La rivoluzione dei valori della generazione Z, un nuovo modo di guardare al lavoro, promosso da CNA Treviso nell'ambito del Cartacarbone Festival. Il posto che il lavoro occupa nell'orizzonte dei loro valori è sì diverso, ma non è meno importante rispetto a quello delle generazioni precedenti. Interviene l'autore del libro Il posto del lavoro, che analizza i valori che stanno ridefinendo il rapporto dei giovani con il mondo professionale. Le richieste rispetto a prima sono cambiate, si cerca maggiore flessibilità negli orari o la possibilità di lavorare da remoto, ma perché? Danno sempre comunque un'importanza molto rilevante al lavoro nella loro vita, però insieme ad altre dimensioni, e quindi in questo senso ciò che ricercano è un nuovo equilibrio fra il lavoro e lo spazio della vita personale. Le loro scelte non girano più solo attorno al posto fisso, ma nascono dall'intreccio di esigenze personali, ricerca di senso, innovazione tecnologica e continuo aggiornamento delle competenze. Anche la formazione è un momento importante per il lavoro, ormai si demanda solo all'ambito lavorativo il problema di
far conoscere ai giovani il lavoro. No, assolutamente, deve essere la scuola, deve essere scuole di specializzazione, anche le associazioni di categoria possono avere un ruolo in questa cosa, di formare i giovani, far conoscere i vari ambiti lavorativi in cui possono essere impiegati. L'equilibrio tra lavoro e vita privata al primo posto, per vivere meglio. Un tema che riguarda da vicino CNA e il mondo delle imprese artigiane. È molto importante ripensare a un nuovo modello di lavoro e di flessibilità del lavoro, proprio perché bisogna andare incontro a un nuovo modello di familiare, ed è per questo appunto che un lavoro flessibile permette ai giovani di pensare al loro futuro in modo diverso, in modo più completo, pensando anche cose che magari potrebbero essere proibitive se si pensa a una famiglia. Servizio di Nancy Gualdi. Adesso rivediamo una parte dell'intervento di Alberto Stefani, candidato presidente della Regione del Veneto per il centrodestra, che venerdì è stato con noi nella prima parte di Focus. Risentiamo una parte del suo intervento. Perché un sindaco, e chi ha fatto il sindaco nella propria esperienza politica sa quanto sia importante questo. La prossimità è fondamentale, conoscere via per via il tuo comune, quartiere per quartiere, quasi persona per persona, permette di avere un monitoraggio che è assolutamente fondamentale, e lo stesso deve avvenire anche dal punto di vista politico, quindi avere contezza di quello che accade, di quello che succede, cominciare a sviluppare anche delle azioni territoriali, e proprio per questo è fondamentale la territorialità, arrivare alla gente, arrivare alle comunità, per poter essere più integrato possibile nelle comunità in cui tu vai ad agire, anche dal punto di vista sociale e dal punto di vista sanitario. Ed è assolutamente fondamentale investire in questo, prevenirlo con delle azioni anche di carattere appunto prevenzionistico, quindi riuscire a prevenire il più possibile questo tipo di situazioni. Purtroppo prevederle tutte è impossibile, ma prevenirle si può, e tutti gli strumenti che dobbiamo adottare, penso al caso della violenza sulle donne che abbiamo purtroppo visto anche in recenti fatti, garantire sempre più strutture, sempre più operatori al servizio, ma strutture protette in cui una donna si senta libera e protetta di poter anche denunciare un caso illecito, è assolutamente fondamentale farlo. Però occorre arrivare ai territori, non possiamo pensare che la sanità sia accentrata e lontana dai cittadini, ma deve essere il più possibile vicina ai territori, vicina alla gente, in modo tale da far sentire le persone, di far sentire la sanità accessibile a chiunque. Questo è assolutamente fondamentale farlo. Allora, così Alberto Stefani venerdì sera, sentiremo anche gli altri candidati presidenti. Abbiamo avuto per Stefani grandi ascolti. Vediamo il Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha inaugurato a Padova la nuova sede del coordinamento comunale di Fratelli d'Italia in piazzale Giovanni XXIII. Fratelli d'Italia anche in questa regione, ha detto La Russa, vuole essere il partito che guida la coalizione. Poi il Presidente del Senato ha parlato della riforma della giustizia e l'annesso referendum che in primavera vedrà decidere gli italiani riguardo alla separazione delle carriere. Si voterà per il referendum tra marzo e aprile. Fratelli d'Italia anche in questa regione, onore e merito a Giorgia Meloni, vuole essere il partito che guida la coalizione, che è attento agli interessi della coalizione, che prima di tutto mette al centro gli interessi dei cittadini, e quindi in questo caso, per esempio, nessun problema a dare il nostro contributo al candidato presidente della regione, che io conosco, che è una persona in gamba, così come molto in gamba sono anche tutti i nostri candidati di Fratelli d'Italia. 8 anni fa i veneti hanno votato il referendum per l'autonomia. Sì. E non è arrivata. L'autonomia. Ma era un referendum regionale. Sì. No, ma guardi, abbiamo fatto una lunga serie di sedute in commissione e mi pare che adesso il governo è di centrodestra. 8 anni fa non c'era Fratelli d'Italia, la Lega è stata al governo, mi pare che l'autonomia sia più vicina da quando c'è questo governo. Sulla riforma della giustizia, velocissima, è stata una settimana molto importante. Una settimana importante in cui io voglio dire solo una cosa, questa volta parlo da Presidente del Senato. Voi sapete quante ore abbiamo dibattuto in commissione e in aula
perché qualcuno dice non c'è stato confronto. È un numero incredibile di ore, non me lo posso neanche dire perché ho paura di sbagliare di qualche centinaio di ore, capite? È stato un confronto molto serrato, poi dice non è cambiata da come è entrata a come è uscita, ma questa è la scelta di ogni singolo parlamentare che vota come vuole. Quello che toccava, per quanto mi riguarda, a me per esempio garantire, è che ci fosse un confronto. Il confronto è stato lunghissimo e interessantissimo in commissione, importante e per 2 volte sia alla Camera che al Senato, dopodiché ancora l'ultima parola non è detta perché c'è un referendum. Ancora una volta saranno gli elettori a decidere. Così Ignazio La Russa, avremo poi nella seconda parte di Focus il dottor Mirko Castellere. Cerchiamo di capire cosa succede nella mente dei politici in vista delle elezioni, no? Ci sono tante fibrillazioni, c'è tanta diffidenza, la speranza, l'entusiasmo, le delusioni, insomma, vediamo di capire con Mirko Castellere, psicologo e psicoterapeuta, a partire dalle 13. A Trieste ci sono stati momenti di tensione tra esponenti di Forza Nuova e antagonisti, però non ci sono stati scontri, vediamo. Momenti di tensione ma nessun contatto. Ieri sera in piazza Garibaldi fra la trentina di militanti di Forza Nuova e un gruppetto di contestatori appartenenti a movimenti di estrema sinistra che dal presidio Propal di Piazza della Borsa, esauritosi nel corso di un'ora, si sono spostati più tardi proprio nella piazza della Madonnina d'Oro, mentre i militanti di estrema destra intonavano l'inno di Mameli e accendevano fumogeni nel solco della manifestazione Riprendiamoci i quartieri, con appuntamento proprio nella piazza teatro di tanti episodi di cronaca e quindi da far tornare sicura per i triestini. Ecco che la presenza dei gruppi antagonisti ai tavolini dei bar ha creato un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Nonostante alcuni insulti, la situazione è rimasta sotto controllo grazie alla presenza di 2 schieramenti della Celere e dei carabinieri in assetto antisommossa che hanno atteso che i manifestanti lasciassero la piazza senza creare scontri. Servizio di Marco Stabile della nostra redazione di Trieste. Adesso vediamo la penultima domenica ecologica a Treviso. Un cittadino ci ha chiamati per lamentare l'impossibilità di raggiungere il centro città con i mezzi pubblici. Gli anziani come fanno? Dice, servirebbero dei bus navetta. Non è possibile pensare che un cittadino non possa raggiungere con un mezzo pubblico il centro della città. Ex docente dell'Istituto Riccati, per anni presidente della sezione trevigiana di Italia Nostra, ma il professor Fassetta in questa occasione parla da semplice cittadino che come ogni domenica mattina ha pensato di raggiungere il centro di Treviso in autobus per acquistare il giornale. Ha così preso il mezzo pubblico vicino alla sua abitazione con l'intenzione di scendere in Piazza Duomo, ma è stato costretto a rivedere il suo programma visto che in questa penultima domenica ecologica del 2025 anche per i bus l'area interna delle mura è interdetta. Mi sono fermato quando l'autobus ha fatto tutto il giro della circonvallazione e sono arrivato a Porta Santi 40 e allora ho detto, a questo punto qua, se resto ancora fermo, la prossima fermata è quella di casa, torno a casa. A quel punto il professore ha raggiunto il centro a piedi. Ci sono persone che non sono in grado di camminare, io posso camminare, ho camminato, ma altre persone che non possono farlo, come vanno in centro? Fassetta pensa a tutti quegli anziani che hanno difficoltà a muoversi, ma che vorrebbero comunque raggiungere il centro della città anche nelle giornate ecologiche. È lui stesso ad avanzare una proposta. Quei minibus adesso avrebbero senso in centro, perché bene o male come si fa? C'è della gente che non è in grado di camminare più di tanto. Dategli un servizio, dategli un'assistenza. Il servizio pubblico deve essere garantito anche nelle giornate ecologiche.
Proposta che il vice sindaco di Treviso Manera non esclude di poter prendere in considerazione in occasione dell'ultima domenica ecologica di quest'anno. Non credo che ci siano così tanti disagi perché, ripeto, la città Treviso è molto piccola e quindi percorrendo il PUT gli autobus arrivano praticamente in prossimità di ogni luogo. Non è stata firmata la circolazione dei mezzi speciali all'interno delle mura, questo sì, però perché no, valutare per la prossima volta nel 2025 sarà il 26 di dicembre, se predisporre magari un passaggio interno delle navette. Il professor Fassetta fa poi un'altra considerazione guardando le condizioni meteo di questa giornata. Oggi per esempio è una giornata, dato il tempo, si poteva anche evitare di fare giornata ecologica. Ma spiega l'assessore all'ambiente, il calendario delle giornate ecologiche viene redatto con netto anticipo per trovare un equilibrio tra tutte le esigenze in gioco. Noi la predisponiamo anche in accordo con i commercianti e con tutte le manifestazioni in città. Il comune capoluogo fortunatamente ha tantissimi eventi e quindi trovare 7 date utili durante, diciamo, il periodo di ordinanza antismog è complicato e noi, secondo noi, le abbiamo trovate perfettamente in linea con quello che è l'equilibrio tra, certo, chiudere la città ma non desertificarla e dare la possibilità anche ai commercianti di lavorare. Grazie al vice sindaco e assessore all'ambiente Manera, che ha prontamente dato una risposta. Il servizio era di Francesca Bozza. Vediamo un titolo del Gazzettino, la prima pagina del Gazzettino: azienda e casa messi all'asta per una multa di 600.000 euro sulle quote latte, imprenditore finisce in strada a Riviera del Brenta. E poi la valanga sull'Ortles, i superstiti, noi sfiorati dalla slavina, pensavamo che i nostri amici, papà e figlia, fossero già arrivati in cima, e come vi abbiamo detto all'inizio del TG, Stefano Ferronato, alpinista disperso in Nepal dopo un ciclone insieme al collega Alessandro Caputo. Non si hanno notizie da venerdì. Andiamo in pubblicità con Francesco Cerone e Andrea Basso e poi dovremo avere in collegamento il dottor Mirko Casteller. State con noi, grazie. Di nuovo in diretta con Focus TG, il 23 e il 24 novembre le elezioni regionali, siamo in piena campagna elettorale, anche stasera avremo qui i candidati per confronti che andranno avanti fino al giorno prima del voto, e una politica che si sta accapigliando, insomma, con colpi bassi, l'utilizzo dei social, l'utilizzo degli spot televisivi, e, insomma anche contrasti di non poco conto. Ne parliamo con il dottor Mirko Casteller, psicologo, psicoterapeuta. Buongiorno dottore. Buongiorno direttore, buongiorno. Buongiorno, bentornato. Allora, noi vediamo, è una fase, almeno vediamo qui in Veneto, di grande agitazione, perché c'è la ressa dei candidati, no? 845 candidati per 51 posti nel consiglio regionale, e quindi la va a pochi, come si suole dire, e quindi c'è una corsa. Intanto c'è stata la corsa per entrare in lista, adesso che le liste sono composte è lotta senza esclusione di colpi per avere preferenze. C'è secondo lei una tensione fisiologica o è qualcosa di eccessivo? Ma guardi direttore, grazie anche per la domanda. Diciamo che quando mettiamo assieme psicologia e politica il rapporto è bidirezionale, cioè spesso si usa la psicologia per comprendere la politica e la politica usa la psicologia per comprendere le dinamiche della cittadinanza e dei cittadini e del voto stesso. Quello che sta succedendo è che sembra più del passato una rissa, un conflitto preelettorale che, ahimè, porta a meccanismi di difesa da parte dell'elettorato, stimolando forme d'ansia e delle volte probabilmente l'astensionismo. Il vero pericolo che io vedo oggi, proprio come dinamiche della reazione a questo sovrapporsi continui di interventi politici da parte delle varie rappresentanze, è l'astensionismo. È vero che siamo in una fase di disintermediazione della democrazia, però diciamo che questo può essere il primo effetto collaterale di quello che noi vediamo. Dobbiamo anche dire, direttore, se mi permette, che è frutto del periodo storico, del modo nuovo dell'andare al voto. Il voto non è espresso nell'urna,
ma ormai è espresso nel consenso e dei social. È lì che c'è la differenza rispetto al passato. In passato c'era la ricerca del voto, oggi siamo nella costruzione del voto. Il consenso nell'urna elettorale è una piccola fase quasi terminale, è semplicemente un'azione, è che siamo passati dalla ricerca del voto, che era previsto costituzionalmente, c'erano i parametri etici, normativi, oggi alla costruzione del voto, dove tutto è lecito e tutto è permesso. Questa è la grande differenza che io vedo rispetto al passato. Ecco, leggevo infatti un articolo di uno sociologo su un giornale inglese che diceva ormai siamo nell'era del trumpismo, no? Quindi tutto è concesso, chi la spara più grossa, chi è cattivo, chi si impone sugli altri, chi prevarica. È proprio così, perché poi la gente secondo me rimane anche un po' disorientata, se abituata qui in Italia a una politica di contrapposizione, ma fino a un certo punto. Diciamo che siamo nella fase dell'apparenza e quindi anche il voto è un voto percepito, non è un voto reale. Spesso siamo nel perimetro della persuasione, della disintermediazione, ma io direi che c'è anche un altro forma, siamo nella patologia in questo caso. Perché il voto che noi andiamo a esprimere è un voto che nasce dal conflitto, che nasce dalla contrapposizione, che nasce, e il paradosso è che siamo più conflittuali di quando c'era il bipolarismo. Oggi che c'è questa tendenza all'uniformità, al centralismo, pensiamo che i due grandi candidati regionali in Regione Veneto hanno argomenti che si sovrappongono, in alcuni momenti hanno anche espresso opinioni comuni, quindi non c'è questa grande estremizzazione della destra e della sinistra, c'è una polarizzazione al centro e la differenziazione non è più nell'ideologia, non è più nelle visioni, ma è nel conflitto, nella contrapposizione e nell'apparire in modo diverso. E se mi permette, il voto ancora una volta è un voto di consenso dato dai follower, dai like, non tanto dalla scheda elettorale. Sembra quasi che la scheda elettorale sia un di più, un peso che noi esprimiamo perché è previsto per Costituzione, ma il consenso nasce per la logica della costruzione e non della ricerca del voto ben prima. Nella ricerca del voto in passato c'era un programma, c'era una decisione, c'era una pianificazione. Oggi noi abbiamo i partiti di leadership, che cosa sono? Hanno i brand, c'è la Giorgia, c'è il Matteo, c'è il Renzo, ci sono dei brand elettorali che vivono molto più di like nella costruzione, quasi un processo di marketing, come negli Stati Uniti, lei ha fatto molto bene a citarlo, rispetto ai democratici e ai repubblicani. Negli Stati Uniti c'è Trump, chi sono i democratici, chi sono i repubblicani? Oggi c'è un uomo solo o non solo al comando, ma c'è un brand. Da qui la domanda che noi dovremmo porci è fino a quando una democrazia è tale? Cioè basta che vada uno a votare? Questa è una grande domanda che penso che dopo le elezioni amministrative, abbiamo visto in Trentino 1 su 2 a maggio non sono andati a votare, penso che sarà il grande quesito di chi andrà a governare questa regione successivamente. Ecco professore, poi siamo tornati agli steccati e mancano del tutto le mezze misure, no? Per cui riforma della giustizia o sì oppure no, non c'è nessuno che dice ma c'è una parte che va bene, l'altra no, oppure l'economia, secondo il centro-sinistra è tutto un disastro, secondo il centro-destra i dati parlano di un'economia che tiene. Sentiamo cosa ha detto su questo, appunto su questo modo di approcciarsi agli avversari Giuseppe Conte, che parla di una Meloni che non pensa ai salari ma pensa a rendere intoccabili i suoi giannizzeri. Sentiamo. Il governo Meloni si preoccupa sulla giustizia di rendere intoccabili i politici, ritorniamo alla casta, ma non si preoccupa del crollo dei salari reali, della pressione record fiscale e neppure del fatto che solo in questo mese di ottobre sono aumentati del 40% gli sbarchi dei migranti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ormai abbiamo sfondato i 300.000 migranti sbarcati negli ultimi 3 anni. E allora dico, avete fallito su tutto, caro governo Meloni.
Però non fallite mai quando si tratta di tutelare voi stessi. Allora, questo era Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. Ci si aspetterebbe in un momento di crisi in cui ci sono crisi nel senso che ci sono 6 milioni di italiani in povertà assoluta, quindi si allarga la forbice tra ricchi e poveri, è scomparso il ceto medio, ci si aspetterebbe che questi discorsi premiassero in qualche modo il centro-sinistra. Secondo i sondaggi, almeno finora, non sarebbe così. Ma vede, direttore, nella Pace Augustea con Ottaviano, tanto per citare qualcuno che ne sapeva un po' più di noi, molti anni fa, per riuscire a mantenerla creò i pretoriani, quindi un sistema di protezione con i principi nel mondo per poter continuare ad avere il potere. La visione dicotomica nero, bianco, sì, no, è frutto di un processo non tanto di destra o di sinistra, ma di nuova procedura di comando tipica di chi ha un unico leader al vertice. In altri periodi storici si parlava di linee parallele convergenti, c'erano molteplici aree conviventi all'interno di un unico partito, si chiamavano correnti, avevano posizioni diverse ed era il frutto e il nettare della democrazia. È frutto del periodo storico, ripeto, perché noi siamo in una fase in cui esiste lo stimolo alla risposta, nei social non devi pensare, nella società oggi trovare una mediazione tra il nero e il bianco con il grigio o eventuali altre forme necessita di un impegno importante, e penso che questo sia un modo per allinearsi anche al non pensiero che oggi la popolazione richiede, cioè un'assenza di intermediazione. Non mi devo preoccupare del voto. Ma perché questo? Perché di fondo c'è stato fino a poco tempo fa, oggi è ridimensionato, un tema di sfiducia verso la politica. Qualsiasi cosa io votassi, in ogni modo le cose andavano in un determinato tendenza. Quindi questa è una risposta alla sfiducia, ma il bianco o il nero o il sì o il no è ciò che l'elettorato vuole. L'elettorato non vuole oggi impegnarsi in una riflessione di maggior peso. Pensi solo ai programmi, direttore. Esistono i programmi in politica, io ne ho letti alcuni dei vari schieramenti, sono fatti 270 pagine, ma chi leggerà mai 270 pagine di programmi? In passato c'era una sintesi per punti di questi programmi, la moltiplicazione di tavoli di concertazione a più livelli. Nel momento in cui formiamo tavoli, spesso hanno le ruote, si spostano, c'è una provocazione, ma voglio dire, il tavolo è l'unico modo per non avere un confronto. Quindi io penso che quello che sta succedendo è che rischiamo nei tempi anche della politica, perché se pensiamo che la politica ha espresso i propri candidati all'ultimo minuto, nel photo finish, almeno una parte della politica, rischiamo che alla fine ci sarà, a mio avviso, un forte astensionismo. Oggi ridimensionato in Veneto, probabilmente da alcune candidature di peso, ecco, senza schierarmi con l'uno o con l'altro predisposizione, però alcune candidature di peso favoriranno la maggior presenza al voto. Poi anche la presenza al voto e la non astensione non è data dal partito, è data dall'amministrazione, dal singolo soggetto nel territorio. Sì. E poi c'è anche, diciamo, lo scontro, i transfughi da un partito all'altro che creano anche un morboso interesse, no, per questa fase della politica. Le faccio vedere un titolo: esercitazioni militari americane a Porto Rico, allarme a Caracas, Trump, Maduro ai giorni contati. No? Qui si parla di faremo la guerra di qui, faremo la guerra di là, useremo il Poseidon, ha detto Putin, che è un sommergibile nucleare da cui partono testate atomiche, se ne parla così come se si parlasse di, non so, di andare al circo, no? Non le sembra che sia una fase veramente un po' delirante anche da parte dei vertici degli stati?
Ma in realtà quello che sta succedendo è ciò che Freud aveva già studiato a suo tempo con le visioni, con la visione psicanalitica, cioè aveva tracciato quella personalità che è tipica del politico, che è la personalità del potere. La personalità del potere si alimenta non attraverso la pace, non attraverso la mediazione, non attraverso l'equità, non attraverso l'equilibrio, ma attraverso i conflitti. Perché? Perché la personalità del potere, che non è la personalità di leadership, ma è la personalità del potere, che tra l'altro si concretizza molto di più nel momento in cui vengono meno gli strumenti primari della democrazia, tra cui la partecipazione, se mi permetti, i cittadini in modo significativo al voto. Quella personalità vive proprio della paura, vive dell'ansia, ha bisogno degli istinti primari. L'uomo di fatto ha 3 istinti primari nella scala di Maslow: la riproduzione, l'alimentazione e la guerra. C'è un passaggio storico, se mi permette, direttore, del dialogo nell'associazione di intellettuali europei tra Einstein e Freud. Einstein, che aveva quasi 20 anni di differenza, chiese a Freud: l'uomo può vivere senza la guerra? Beh, il professore rispose allora: l'uomo non può amare se non ha la guerra. Quindi la guerra è insita nell'uomo. Perché? Perché questo crea i consensi, e i grandi del mondo, coloro che oggi sono al vertice, sanno che non c'è nessun modo migliore per governare il processo e le masse che creare paura, gestire conflitti e dare la sensazione di avere in mano le soluzioni, innescando i meccanismi protettivi primari della mente umana. Questo è quello che stanno facendo i grandi del mondo. Ma ahimè, sono istinti primari, primordiali, direi quasi dei primati sotto alcuni aspetti, e alla soglia del 3000° diennio io direi che forse dovremmo essere in una dimensione completamente diversa. Se lei osserva, ha fatto bene a sottolinearlo, tutti si comportano allo stesso modo, dalla Russia agli Stati Uniti all'Israele, cioè il leader deve dire che è più forte degli altri e che gli altri devono essere sottomessi. Immagini nel piccolo delle famiglie, dei giovani, questa deriva che cosa significa? Il possesso, il controllo, gli omicidi, le persecuzioni, le violenze, ne è una conseguenza di quella che poi sono degli atteggiamenti molto più grandi a livello mondiale. Dottore, un'ultima cosa, non ci sono più i forconi, le sardine, gli indignati, non c'è più la casta, la cosiddetta casta? Ma in realtà si è nascosta, non è che non ci sia, la casta esiste sempre. Ricordiamoci che le porte verso l'alto nella società non si aprono perché noi abbiamo competenze, professionalità e bussiamo, ma per chi qualcuno vuole aprirle. Bene, la casta ha sigillato quelle porte perché ha paura del confronto con la borghesia e la parte bassa della società. Ma perché succede questo? Quindi non hanno nemmeno più, la casta non ha il coraggio, si è nascosta. Perché? Perché per aprire la porta bisogna essere un'elite, bisogna avere una visione politica, bisogna avere la capacità del confronto. Il sì e il no, il bianco e il nero che lei citava, non è altro che la chiusura e l'apertura di quella chiave, di quella porta che permette di far passare gli alleati o le commistioni o diciamo coloro che stanno vicini al principe o al re e non permettono di far passare competenze, professionalità e dinamiche completamente diverse. La casta c'è ancora, ma si è nascosta, probabilmente attenderà che la democrazia si annichilisca e uscirà un po' più avanti, ecco. Molto interessante, dottore, la casta ha cambiato pelle. Grazie, dottor Casteller, grazie molte. Grazie a voi, arrivederci. Sempre molto giornata, interessante grazie. ascoltarla. Andiamo in pubblicità e poi torniamo con altre notizie. Lo straordinario successo ieri a Treviso di un giovanissimo pianista, Antonio Pavan, 12 anni, che ha tenuto un recital nell'Auditorium Santa Caterina, un auditorium completamente gremito. Hanno dovuto allontanare persone che volevano entrare, c'erano già 600 all'interno. Questo ragazzo straordinario, qualcuno l'ha già definito un genio, ha suonato al pianoforte musiche di Clementi, Mendelssohn, Chopin e Grieg, davvero un talento sensazionale che sta diventando l'orgoglio della città di Treviso.
E quasi una ventina di trevigiani, oggi abbiamo un TG targato Treviso alla maratona di New York, tra loro anche il sindaco Mario Conte, un sogno che si avvera, ha detto Conte alla partenza. Abbiamo attraversato l'Oceano Atlantico per venire qui a correre la gara più bella e più pazza di tutto il mondo. Con me tanti amici che hanno deciso di intraprendere questa bellissima avventura e di attraversare questa meravigliosa città. Dalla Marca a New York, eccoli i trevigiani arrivati nella Grande Mela per correre la maratona più famosa del mondo. A guidarli un habitué della corsa, Tony Venturato, scrittore e giornalista di Trevignano, che la maratona l'ha corsa per diversi anni. Per lui ha rappresentato una rinascita, una rivincita dopo un grave incidente in moto. L'anno scorso aveva realizzato il sogno di portare oltreoceano alcune persone disabili per abbattere, come lui stesso ha dimostrato, ogni barriera. In questa edizione con lui una dozzina di trevigiani, dai più giovani agli over 60, che si trovano per la prima volta ad affrontare una maratona. Sabato, insieme a Venturato, hanno corso 5 chilometri ricchi di significato dal Palazzo dell'ONU al Central Park, prima di intraprendere l'avventura della maratona newyorkese che quest'anno ha visto alla partenza anche il sindaco di Treviso, Mario Conte. Si sta realizzando il sogno della prima maratona è a New York. Sono davvero emozionato, con me c'è mia moglie con la quale festeggiamo il primo anno di matrimonio. Treviso sempre nel cuore, come dimostra la maglia speciale che il primo cittadino ha scelto di indossare per queste maratona. Ho voluto portare con me anche la mia comunità, Treviso, lanciando a tutti un invito che è quello di venire a Treviso a visitarla. Intanto, dopo l'esperienza newyorkese, Tony Venturato è pronto ad una nuova scommessa nel 2026, dar vita ad un percorso di trekking urbano che porterà da febbraio a novembre del prossimo anno un nuovo gruppo di partecipanti fino alla 5 km di Manhattan, il preludio alla maratona vera e propria. E dalla Grande Mela il messaggio è: New York è bella, ma noi amiamo soprattutto Treviso e quindi viva Treviso! Ciao! Martedì sarà la giornata dedicata alle forze armate, ma nella storia dei nostri territori è il giorno della conquista di Vittorio Veneto e la fine della Grande Guerra, tra i segni di un legame indissolubile tra comunità ed elementi della difesa nazionale. Ci sono i nomi di città che sono anche di navi, battaglioni e gruppi, come per Conegliano con i suoi artiglieri. Da montagna l'artigliere al tenente alpino Lucio Zanato. Sentiamo. Le note del Piave, l'inno simbolo del riscatto italiano nella Grande Guerra. Note che sono risuonate per il 14° raduno del gruppo di artiglieria da montagna Conegliano, nella città da cui prende il nome. È veramente un piacere ricordarlo tutti gli anni, da quando ho iniziato questo raduno qua, nato da chi ha comandato e ha lavorato per il Conegliano, la sezione ha tenuto opportuno farlo rientrare nell'ambito degli eventi annuali della nostra sezione. Il ricordo è andato nel corso della celebrazione al generale Franco Chiesa, che ha comandato per diversi anni il gruppo per poi venire a vivere proprio a Conegliano. Gruppo che va sottolineato, contrariamente a molti altri sciolti dopo la riforma delle forze armate e la fine della leva obbligatoria, continua la sua operatività. Il gruppo Conegliano è un gruppo ancora in vita tutt'oggi, è a distanza a Vermanzaco. Una celebrazione in vista del 4 novembre, giornata oggi dedicata alle forze armate, ma che per i nostri territori continua ad essere il giorno della conquista di Vittorio Veneto e la fine della Grande Guerra, che aveva martoriato città e campagne. Una cerimonia che ha visto tra i momenti più toccanti lo sfilamento dalla scalinata degli Alpini rinnovata l'estate scorsa nell'occasione del raduno triveneto delle Penne Nere, i discorsi ufficiali nel ricordo di chi è andato avanti sul piazzale del Monumento ai Caduti, ma soprattutto la consegna di una targa a Feliciano Cancian, a 96 anni il veterano del gruppo Conegliano. Originario di San Pietro di Feletto e oggi residente nel Bresciano, da artigliere non è voluto mancare al raduno del suo gruppo. Non passa lo straniero. E ai blocchi di partenza il Festival Belluno Città del Legno, 2 settimane dal 4 al 16 novembre, ricche di appuntamenti proposti dal Consorzio Belluno Centro Storico Tiziana Bolognani.
Extempore, mostre, spettacoli, laboratori, esperienze gastronomiche. Gli ingredienti ci sono tutti nel ricco carnet di appuntamenti che raccontano la nuova edizione del Festival Belluno Città del Legno. Cultura e tradizione fra le vie e le piazze del centro storico e dei quartieri limitrofi, con uno sguardo all'evento olimpico oramai alle porte. Quest'anno arriviamo alla 39esima edizione che suggella il passato, diciamo così, nata semplicemente questa manifestazione 39 anni fa, è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento per la provincia di Belluno e non solo. C'è l'emozione di presentare un format che è diventato un tutt'uno con gli eventi cittadini e che conduce alle celebrazioni del santo patrono San Martino, quell'extempore di scultura sul legno che ogni anno espande in centro profumo di cirmolo e ravviva gli sguardi immobili sulle mani degli scalpelli che cesellano tronchi fino a renderli opere d'arte. E ci sono installazioni, spettacoli a teatro e en plein air come quello dei leggendari Krampus Comelgo che lo scorso anno portarono in centro migliaia di spettatori. Fra le novità il Pastin Gourmet nel weekend del 15 e 16 novembre, un viaggio multisensoriale attraverso la tradizione gastronomica locale e la presenza della famiglia bellunese di Ginevra, circolo dell'ABM, che suggella un legame dei grandi auspici. Ben venga, insomma, che il nostro manifestazione esca dai confini nazionali e vada in tutto il mondo. Gli ospiti di questa sera a Focus saranno Fabiano Barbisan, Rossella Cendron, Barbara Denardi, Davide Lovat, Ivan Palasgo, Matteo Pressi, Marco Rizzo ed Elisa Venturini. È tutto, non perdetevi l'appuntamento con Focus alle 21:15. Grazie ai nostri registi Francesco Ceron e Andrea Basso e buona giornata.